Andando a ritroso nelle puntate del nostro podcast, sicuramente noterete due temi che si sono spesso ripetuti, quello della sanità e quello dei trasporti aerei. Ecco, ancora una volta partiamo da qui perché siamo arrivati a una nuova puntata dell'emergenza continuità territoriale e di un caro voli che non si ferma praticamente mai. Sono situazioni che si presentano ciclicamente, anche più di una volta all'anno, come dimostrano le aperture dei giornali di oggi, perché sia l'Unione Sarda che la Nuova Sardegna, anche se con accezioni diverse, dedicano il titolo di apertura nelle prime due pagine dei propri quotidiani alla continuità territoriale e ai prezzi esorbitanti in vista della stagione turistica che si avvicina. Michele Ruffi sull'Unione Sarda a pagina 2 delinea il quadro sui tempi del nuovo bando della continuità territoriale, tema su cui tra l'altro dovrà dibattere la nuova giunta regionale guidata da Alessandra Todde. Non è esclusa una proroga dell'attuale bando che scadrà il 27 ottobre, spiega Michele Ruffi appunto, ma in questi spazi lasciati dalla politica che si infilano le compagnie low cost, non solo con una programmazione dei voli e soprattutto dei costi che fa sì che non venga garantito il diritto alla mobilità dei sardi, ma che venga anche indebolito il flusso turistico per arrivare sull'isola in Sardegna. Lo spiega bene Claudio Zoccheddu a pagina 2 della Nuova Sardegna, che parla di costi altissimi per chi vorrà passare in Sardegna il primo ponte turistico importante, viste anche le date della Pasqua, il ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio, con un volo da Linate che pensate può costare già da ora più di 280 euro in funzione di quell'algoritmo che decide i prezzi. Sostanzialmente non possiamo né scendere né salire, si potrebbe dire parafrasando Aldo, Giovanni e Giacomo, eppure sappiamo bene che quella descritta sui principali quotidiani isolani non è una situazione nuova. Sembra una brutta abitudine a cui non si riesce quasi a rinunciare, contrariamente a quanto vorrebbe chiaramente la stragrande maggioranza degli isolani. Una situazione su cui probabilmente la prossima giunta regionale, ma anche il prossimo consiglio, che ancora attende i risultati elettorali definitivi, si giocherà una buona fetta del suo mandato. Io sono Matteo Cardia e oggi vi do il quadro d'insieme di venerdì 15 marzo. Ecco, precisiamo che non c'è nessun colpo di stato, oggi quella che sentite è la mia voce, non quella di Alessandro Manno, solo per un caso. Alessandro tornerà presto a descrivere, a parlare quella che è la situazione in Sardegna, leggendo i giornali come fa sempre. Oggi proverò a farlo io, partendo soprattutto da quello che è l'ultimo punto che ho toccato, ovvero la politica. Sia chiaramente sull'Unione Sarda che sulla Nuova Sardegna troviamo alcune pagine dedicate a quella che è la politica. Sicuramente nella giornata di ieri Alessandra Todde, quindi la presidente in pectore della regione Sardegna, ha continuato a svolgere quelli che sono gli incontri bilaterali. Ieri l'incontro con i rossoverdi, oggi quello con i progressisti. Todde che ieri ha ripreso parola con un post su Facebook per calmare un po' gli animi di un campo largo in cui i problemi, sappiamo bene, non mancano, soprattutto per quanto riguarda la scelta degli assessorati con il PD, con il Partito Democratico, quindi che sta provando a fare la voce grossa visto il buon risultato elettorale alla luce anche di quelli che sono stati i numeri degli altri componenti della coalizione. Ne parlano sia Umberto Aime sulla Nuova Sardegna a pagina 7 che l'Unione Sarda a pagina 5 con l'articolo di Roberto Murgia. Dall'opposizione invece arriva la voce di Michele Pais, quindi l'ex presidente del Consiglio regionale in quota Lega. A pagina 4 dell'Unione Sarda la sua intervista a firma di Lorenzo Piras, in cui appunto Pais parla dei risultati elettorali, ma soprattutto ribadisce la necessità di una convergenza sui nomi del centrodestra per le prossime elezioni comunali di giugno. Si voterà a Cagliari, si voterà a Sassari, si voterà ad Alghero e la Lega vuole avere una sua voce, così come negli scorsi giorni aveva fatto più o meno lo stesso appello il nuovo segretario di Forza Italia Pietro Pittalis, e sempre dalle colonne dell'Unione Sarda. Insomma,
la situazione resta tesa in ambo i campi, ma se volete potete approfondire, come vi dicevo, sia a pagina 5 dell'Unione Sarda con l'articolo di Roberto Murgia che a pagina 7 con l'articolo di Umberto Aime sulla Nuova Sardegna. E continuando sulla Nuova Sardegna si trovano due pagine, due articoli importanti, crediamo, che sono entrambi di denuncia. Arrivano entrambe le storie da Sassari. Il primo, a pagina 9, a cura di Silvia Sanna, è un'intervista all'insegnante Pamela Deiana, che negli scorsi giorni, durante uno dei concorsi per l'insegnamento che si sono tenuti nell'isola, si è trovata appunto in un istituto di Sassari senza servizi igienici dedicati a persone con disabilità, di cui appunto Deiana aveva bisogno. Tra l'altro Deiana, che è arrivata da Sesto fino a Sassari, insomma una delle storture di questi concorsi, per sostenere appunto una prova che abilita all'insegnamento. Una situazione in cui Deiana ha avuto il sostegno dei colleghi, ma in cui dice di aver toccato con mano ancora una volta l'indifferenza verso persone con disabilità. Andando poi avanti, con quelle che sono le pagine della Nuova Sardegna, a pagina 14 c'è il racconto di Giovanni Bua della manifestazione che si è tenuta ieri proprio a Sassari per sensibilizzare la città verso la chiusura sempre più vicina della Divina Provvidenza, la casa di cura di Sassari, che ospita ancora, va detto, 42 persone, ma che il prossimo 20 marzo dovrebbe chiudere. Una situazione che chiaramente non va giù ai familiari e ai lavoratori, che hanno deciso non per la prima volta di scendere in piazza, di far sentire la propria voce, di mandare un messaggio alla città, con anche il sindaco Nanni Campus che si è presentato, ha provato a parlare con i familiari e i lavoratori presenti, ma è una situazione che è ancora in divenire. Solo nei prossimi giorni si capirà quale sarà la soluzione scelta, nonostante la disponibilità di un'altra casa di cura di prendere in capo le persone che al momento sono ospitate dalla Divina Provvidenza. Andiamo ora invece su un altro tema, ovvero quello della transizione energetica. Ci spostiamo sull'online, ci spostiamo sul sito di Sardegna che Cambia, che negli scorsi giorni, tra ieri e l'altro ieri, ha parlato del tema attraverso due articoli, due approfondimenti molto importanti. Il primo è di Lisa Ferreri, che parla del Tyrrhenian Link, il progetto di Terna che vorrebbe collegare con un cavo sottomarino l'isola alla Sicilia per il trasporto di energia elettrica, un cavo ad alta tensione, un progetto che però vede l'opposizione di un comitato nato a Selargius, nel cui agro dovrebbero sorgere due centrali di accumulo. Ecco, Ferreri ricostruisce insieme a Rita Corda, che è la voce del comitato nato a Selargius per dire no a questa opera nell'agro selargino, la storia del progetto e tutti i passaggi, diciamo anche politici a livello comunale, che sono stati al centro anche della polemica regionale. Quindi vi rimando all'articolo di Lisa Ferreri, che vi consiglio di leggere per capire meglio un po' la situazione. Il secondo invece, sempre su Sardegna che Cambia, è di Alessandra Ghiani, e qui invece si va proprio da un'altra parte, di come la transizione energetica sia possibile, come nella transizione energetica sia possibile soprattutto coinvolgere le comunità. E quindi Alessandra Ghiani parte da Serrenti, dove attraverso l'iniziativa di un dipendente pubblico, Maurizio Musio, che viene proprio intervistato, spiega appunto Musio nell'intervista come l'iniziativa di un singolo, quindi sua, che è un dipendente pubblico, ha fatto sì che la comunità intera e di conseguenza anche il comune abbracciasse la causa importante della transizione energetica. Trovate entrambi gli articoli sul sito di Sardegna che Cambia. Aggiungo, visto che ci siamo, una segnalazione, diciamo, su un articolo dell'Unione Sarda di quest'oggi a pagina 8 sul nuovo piano di salvaguardia dell'asino albino dell'Asinara, la specie appunto che vive sull'isola, la specie che arreca
reso anche tra l'altro famosa dal punto di vista ambientale l'isola dell'Asinara, il Parco dell'Asinara e l'Università di Sassari proveranno a collaborare per dare nuova linfa, per così dire, alla specie dell'asino albino che in questo momento si trova in pericolo. Ci spostiamo di nuovo invece sul giornale, brevemente sull'Unione Sarda, perché a pagina 17 dell'Unione Sarda si parla della situazione dell'anfiteatro romano di Cagliari. Il primo monumento che viene spesso visto dai turisti quando sbarcano in città, però è un monumento su cui aleggiano tanti rimorsi, tanti rimpianti, perché è da anni che l'anfiteatro vive una situazione complicata. Sarà la prossima giunta comunale a occuparsi definitivamente dell'anfiteatro, a confermarlo nell'intervista di Piera Serusi appunto alla pagina 17 dell'Unione Sarda, e l'attuale sindaco di Cagliari ancora Paolo Truzzu. Insomma, vi rimando all'articolo a pagina 17 dell'Unione Sarda per capire un po' di più la situazione di quello che è un po' un punto debole della città di Cagliari, che invece potrebbe avere davvero tante potenzialità come in passato. Parlare di archeologia in un certo senso mi permette tra l'altro di andare anche sul nostro sito, e quindi su Toc Toc Sardegna, dove Francesco Serra negli scorsi giorni ha parlato della possibile esistenza di uno dei più grandi insediamenti nuragici, ancora però tutto da scoprire, con un approfondimento che parla di quella che è la situazione nella zona di Conca Ilionis a Cabras, nello stagno di Cabras, dove potrebbe esserci nascosto sott'acqua proprio uno dei più grandi insediamenti nuragici. Francesco parla di quella che in tanti hanno già definito una città nuragica sommersa, ma ci spiega anche perché magari potrebbe non essere proprio giusto parlare in questi termini dell'insediamento, ma vi rimando al suo articolo per scoprire di più su una storia che è davvero interessante e che fa sognare un'altra Barumini. In chiusura parliamo come al solito di sport. Ieri giornata di conferenza stampa in Casa Cagliari con Claudio Ranieri, il tecnico dei rossoblù, che ha parlato in conferenza stampa. Andiamo su 131 con il racconto di quella che è stata appunto la sala stampa ieri all'Unipol Domus, con Ranieri che ha parlato anche dell'entusiasmo che si vive attorno alla squadra. I numeri della trasferta di Monza lo testimoniano. Ranieri ha definito questo entusiasmo merito di tutta la squadra, non solo suo. Ha parlato anche brevemente del suo futuro, ribadendo che il suo contratto finisce tra un anno, al di là di quella che sarà l'evoluzione della corsa salvezza del Cagliari, che appunto domani, sabato 16 marzo, avrà il sostegno di più di 2000 persone a Monza, sostegno che è arrivato anche ieri nell'allenamento a porte aperte, 3280 tifosi presenti all'allenamento. Ne parla Alberto Maso a pagina 51 dell'Unione Sarda. Insomma, un Cagliari che si gioca una buona fetta della salvezza, andando in una trasferta in cui però saranno tanti i tifosi al suo seguito. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata di Quadro d'Insieme. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutta la squadra di Toc Toc Sardegna per il supporto, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro d'Insieme è un podcast prodotto da Toc Toc Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.